Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e sono felice di ritrovarvi per raccontarvi l'avventura della nazionale italiana. Dopo la partita dell'altra volta, la partita dell'esordio che l'Italia aveva vinto per 3-0, l'Italia ha affrontato la Svizzera. Partita molto sentita e anche molto importante perché serviva subito cercare la qualificazione senza prendersi nessun rischio. L'Italia infatti ha fatto un'altra grandissima prestazione di squadra, non ha subito praticamente neanche un tiro in porta, ha sempre avuto il possesso del gioco e contro la Svizzera ha nuovamente vinto 3-0 come aveva fatto la scorsa partita contro la Turchia. Questa volta le reti sono arrivate da un super Locatelli, Manuel Locatelli, ragazzo giovane che gioca nel Sassuolo, che con due ottime giocate ha trovato il gol e ha portato l'Italia avanti per 2-0. Poi nel finale è arrivata la perla del nostro attaccante, il nostro bomber Ciro Immobile, che ha chiuso la partita sul 3-0. Con questa vittoria si è portata a 2 vittorie in 2 partite, quindi a 6 punti nel girone, ed essendo che il girone, come vi avevo spiegato, è un girone di solo andata, quindi l'Italia per concludere il girone dovrà effettuare una terza partita, è già qualificata dopo aver vinto le prime 2 partite e adesso bisognerà solamente capire se potrà passare come prima del girone. Fondamentale anche questo perché permetterebbe di affrontare avversari in teoria più scarsi rispetto a se passasse come seconda del girone. Inoltre poi l'Italia 2 giorni fa ha giocato anche l'ultima partita del girone contro il Galles. Mister Mancini ha deciso di fare molto turnover, cambiando quasi tutta la squadra titolare. Questo per far riposare i giocatori che avevano già giocato, dato che l'Italia, dopo aver conquistato le prime 2 vittorie, era già qualificata agli ottavi di finale. Nonostante ciò, tutti i ragazzi che sono stati coinvolti hanno giocato benissimo, non si è notata la differenza. Infatti l'Italia è riuscita a creare molto contro il Galles e a vincere anche questa partita, questa volta per 1-0 grazie al gol di Matteo Pessina, un altro giovane come Manuel Locatelli. Quindi siamo tutti contenti, siamo tutti felici, siamo tutti curiosi di vedere come andrà a finire. Noi ci crediamo assolutamente per questo europeo, perché non si può negare che stiamo giocando davvero bene, quindi aspetteremo di vedere tutti insieme come andranno gli ottavi di finale, che sarà una partita importantissima dove adesso conta solo non sbagliare, perché non lo si può più fare, essendo che saranno partite secche che si decidono in 90. Con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento della rubrica settimanale sportiva. Mi raccomando, spero che sarete tutti con me a tifare per la nostra nazionale, quindi per l'Italia. E niente, quindi vi terrò aggiornati su come andrà la prossima partita. Ciao a tutti e forza Italia!